Pensi che questa esperienza abbia messo in discussione le tue idee sulla felicità? La felicità sto capendo, perché è una cosa che si capisce piano piano, giustamente. Ho imparato che è uno stato mentale che decidi di importi sostanzialmente inizialmente, poi decidi di mantenere. E nel mio caso si raggiunge quando smetti di vivere di aspettative nella vita. Quindi di aspettative però create dai social media, dalle persone attorno a te, quindi da altre persone, di smettere di vivere proiettate nel futuro. Ciao a tutti, questo è The Never The Vener, un podcast in cui ogni venerdì andiamo a incontrare storie vere di veneti veri. Oggi con noi abbiamo Giulia Ballarin, 19 anni, pianista, selezionata per una masterclass in Finlandia sul tema della felicità, globetrotter e tante altre cose. Piacere Giulia. Piacere, cin cin. Oggi ci beviamo, come da richiesta, un buon cocktail con l'assenzio, un Death in the Afternoon, semplicissimo, vino bianco frizzante e un pochino d'assenzio. Ci piace? Ci piace, ci piace. Ci piace, ho provato. Come descriveresti il tuo rapporto col bere in 2 parole? Io non sono affatto una professionista Una professionista del bere? del bere, no, quindi vuol dire che non bevo molto. Però mi sta iniziando a piacere un sacco il vino rosso. Ah, il Quindi vino rosso. Chianti, Cabernet Franc, Sauvignon. Siamo in quel periodo lì. Sì, siamo in quel periodo. Poi, chi lo sa, sarà un evolversi continuo. Beh, avrei avuto modo di conoscere anche un bel po' di vini buoni perché hai girato veramente tantissimo. Sei stata appunto in Finlandia per questo progetto della felicità di cui ci racconterai, ma poi sei stata anche in una comunità induista in Francia, hai girato un po' l'Europa, in Canada. A 19 anni tu hai 3-4 anni meno di me, hai fatto già molti più viaggi di quelli che ho fatto io. Quindi, chapeau. Brindiamo a quello. Brindiamo ai soldi spesi nei viaggi, in biglietti. E insomma, questo progetto della felicità, ci racconti un po' di più di che cosa si tratta, come sei stata selezionata? Sostanzialmente è molto semplice. Dovevo fare un video dove mi presentavo e dove spiegavo perché volessi entrare a questa masterclass. E l'ho pubblicato senza aspettative perché ho detto partecipa tutto il mondo, figurati se mi vanno a Certo, ma prendere. questa masterclass della felicità, cioè in che cosa consisteva? Consisteva in 5 giorni in questo resort nella natura dove c'erano questi professionisti, dove ti spiegavano il perché i finlandesi erano felici, ci facevano fare attività di qualsiasi tipo. Ah, perché i finlandesi sono considerati un popolo Il più molto felice al felice? mondo, il Ah, più sì? felice al mondo. Sì, per il 6º anno di fila, tra l'altro. Caspita, ci sono dei sondaggi che vengono fatti in cui viene eletto il popolo più felice al mondo? Sì, in base a vari criteri e E quindi noi come stiamo messi? siamo messi molto male. Siamo, mi pare, al 6º, 7º posto, quindi Grazie al sole e mi ero lumare. sorpresa abbastanza. Montagna, mare, cibo soprattutto, vino Soprattutto, buono. caspita. Eppure la Finlandia con i loro ottimi cibi sono sopra di noi, caspita. Sì, però il cibo italiano rimane sempre migliore. Sempre. E insomma questa esperienza che mi stavi raccontando, scusa? Sono stata presa, a mia sorpresa, insieme a altri 13 partecipanti. Sono volata in Finlandia, ad Helsinki, dopo da lì siamo andati in questa foresta e da lì è partito tutto quanto. E tutti giovani? Oddio, io ero la più giovane, perché ho Beh, 19 cavolo, anni. 19 anni. E tu sei andata lì a 19 anni, tu sei tornata da... Sì, 19 anni. Sì, sono tornata da 3 settimane. Sì, quindi ancora freschissimo. E poi c'erano anche di 48 anni, 50 anni, quindi era un bel range di persone E cosa che facevate? Cioè, in cosa consistevano le... Allora, la prima attività è stata andare a pescare, per esempio cucinare il cibo nella natura per spiegarci il rapporto che hanno con la natura, no? E poi dopo abbiamo fatto una sessione di condivisione la teoria dell'abbastanza, abbiamo parlato La teoria dell'abbastanza. del fatto che noi vogliamo sempre di più, no? E siamo abituati a voler sempre di più, non accontentarci mai. Quando iniziamo a apprezzare quello che abbiamo, allora la vita è un po' più felice. Ok. E quindi E tu ti ci ritrovi in questo assunto? mi sto cercando di ritrovare. Vuoi ritrovartici? Voglio ritrovarmici, sì, perché io sono molto ambiziosa, quindi per me è molto difficile accontentarmi. Ci sto provando, Ci piano sono anche piano. fasi della vita in cui penso sia normale spingere di più che in altri momenti della vita. Cioè, io mi ritrovo abbastanza in questa teoria dell'abbastanza, però mi dico, caspita, forse tra 10 anni ci pensiamo a questa cosa qui. Anche io ho pensato così, questi sono gli anni secondo me da dire ok, voglio fare esperienze, voglio raggiungere i miei obiettivi
spingo tantissimo e poi dopo a un certo punto bisogna un attimo fermarsi, però questi sono gli anni secondo me da vivere appieno, però bisogna capire anche il limite del volere di più. Chiaro. E tu pensi che questa esperienza abbia messo in discussione le tue idee sulla felicità? La felicità sto capendo, perché è una cosa che si capisce piano piano, giustamente, e ho imparato che è uno stato mentale che decidi di importi sostanzialmente inizialmente, poi decidi di mantenere, e nel mio caso si raggiunge quando smetti di vivere di aspettative nella vita, quindi di aspettative però create dai social media, dalle persone attorno a te, quindi da altre persone, di smettere di vivere proiettato nel futuro. Quindi nel mio caso io per esempio a settembre io pensavo solo al futuro, cosa avrei fatto, cosa non avrei fatto, e questo mi provocava veramente tanta ansia, anche pressione, no, Certo. paura. E una volta che smetti di proiettare il concetto di felicità in qualcosa di futuro, appunto, no, e lo proietti su qualcosa di presente che puoi avere in questo momento, allora la vita rallenta, inizi ad apprezzare tante cose, a fare quello che vuoi fare e a entrare in questo stato mentale di entusiasmo anche della vita, no? Certo. E da quella la felicità poi Non è arriva. facile. No, è facile Non è dirlo, ma facile. è un processo, è un processo. Però tu pensi di stare facendo Sono il tuo solo il meglio. processo, sono Sei su solo il quella strada processo. giusta. Sì. Evviva. Veniamo a quello, esatto. Veniamo alla felicità. Alla felicità. E invece mi avevi raccontato di questa esperienza in Francia in una comunità induista. Ci spieghi meglio che cos'è questa storia? Che si è legata al fatto della felicità? Non c'entra niente. Non c'entra Non nulla. c'entra niente. Era legata al fatto di, ok, sto viaggiando, perché non fare un'esperienza in più? Questo era. E quindi l'avevo trovata su una piattaforma dove ci sono tutte queste possibilità. Sono arrivata in questa foresta vicino a Châteauroux in Sempre nelle Francia, foreste? sempre nella natura ovunque. Sostanzialmente mi svegliavo alle 4 per meditare, c'era la meditazione, poi c'era tutta una processione dei mantra, una cerimonia, tutto quanto. E poi alle 7 si faceva colazione, si iniziava poi a fare il servizio, quindi a lavorare per 3 ore nella comunità. Pranzo, lavoro altre 2 ore, e poi un'altra cerimonia, meditazione, e poi cena e andavo a dormire Una sostanzialmente. cosa quasi monastica. Mi Sì, viene da abbastanza. dire. Sì, era in un ashram, Che ci un spieghi tempio, cos'è? Se lo è spieghi a me che sono sostanzialmente ignorante. un tempio induista, Ok. sostanzialmente. Quindi sì, era una vita molto particolare. Che figata. L'ho fatta solo per 2 settimane 2 perché settimane in quella poi era comunità il lì. momento di andare. Ok. Era il momento di andare perché era stato troppo? Perché avevo fatto la mia esperienza, avevo tratto quello che volevo trarre e quindi era il momento di andare. Infatti a questo riguardo io ti vorrei proprio chiedere, tutte queste esperienze che tu stai facendo fuori, all'estero, stai scoprendo il mondo, eccetera, tu dove vedi il tuo futuro? Anche perché un'altra cosa che mi interessa è come è stato passare da una realtà come Godega di Sant'Urbano, per quanto noi vogliamo bene a Godega di Sant'Urbano, Esatto, siamo orgogliosi di Godega. siamo orgogliosi di Godega di Sant'Urbano. Però a parte questo, com'è stato passare da una realtà di campagna così a una realtà invece non solo estera come la Finlandia, ma anche multiculturale, perché tu ti sei incontrata non con finlandesi, ma con persone di età diverse, di credi diversi, immagino, di diversa nazionalità. È stato un po' uno shock? Ti ci sei trovata a tuo agio? Mi sono trovata a mio agio, era come una boccata d'aria fresca per me. Era come se ti fossi finalmente trovata. Sì, perché quando tu viaggi trovi persone anche simili a te e se non le trovi simili è ancora più bello, no? Perché ti confronti, hai molti più stimoli, puoi fare molte più esperienze, perché io voglio bene, come abbiamo detto a Bodega, sono nata qua, però è una realtà limitata. Sono sempre un po' le stesse persone, sempre gli stessi posti, invece quando tu certo. vai a fare nuove esperienze e ti confronti con un'altra realtà poi così grande come è stata il Canada, come è stato poi il giro dell'Europa, è sempre positivo, sempre positivo. E quindi la domanda conseguente è, tu il tuo futuro dove lo vedi? Premesso che non penso qui, a questo punto. Io lo vedo dove vorrò stare in quel momento, e quindi può essere a Bali, in Indonesia, come può essere qua in Veneto, perché... Bali inglese lo dici così o è una cosa No, reale? è una cosa reale. Ah, ok. Sì, Come mai in questo posto particolare? Bali è perfetta a parer mio, poi ci devo andare per provarlo,
come equilibrio tra lavoro, quindi remote working, e poi anche tutto l'aspetto della spiritualità, perché ci sono anche delle comunità induiste a Bali. Posso chiederti di che credo sei, cioè se pratichi qualche religione o semplicemente sei curiosa di certe cose? Sono solo curiosa, non ho nessuna religione, vedo nell'energia di tutte le cose, sì, però non è una Diciamo che religione. non ti identifichi in un credo particolare o No, 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 qualcosa. no, no. Prendo un po' di cose che penso abbiano senso da varie religioni e poi È mi tutta creo il mio un'esplorazione, pensiero. la vita di Giulia Ballerina è tutta È solo un'esplorazione. esplorazione, questo è un momento di esplorazione, sì, quindi Caspita. per quello. Quindi può essere Bali o come anche qui in Veneto, stavo dicendo, perché ogni volta che io tornavo da un viaggio, ogni volta che torno da un viaggio, io apprezzo tantissimo quello che ho qua. Ovviamente sento la differenza, cioè si sentono delle barriere che si creano, no? Tra le persone che conosci. Però da un altro lato io penso che il Veneto sia completo come regione, come posto, perché ha dei paesaggi spettacolari, Dolomiti, Lago di Garda, le colline del Prosecco, soprattutto, no? E una storia ricchissima, abbiamo Venezia, abbiamo Verona, abbiamo 2000 anni di storia. E poi soprattutto la cosa che apprezzo tantissimo è la genuinità dei veneti e la semplicità dei veneti. Questo poi è anche... Allora mi viene da chiederti come te la vivi con gli stereotipi che ci sono sui veneti, che comunque ovviamente sono sempre stereotipi generalizzanti, però forse hanno anche un fondo di verità, no? Su una certa convivialità veneta che si presta anche a interpretazioni un po' becere alle volte. Noi siamo conosciuti come estroversi in molti sensi, che è una cosa bella secondo me, perché quando io giro all'estero, per esempio i finlandesi sono più freddi, no? Invece a me viene da dare 2 baci a una persona quando la saluto, è una Che è cosa anche una cosa molto italiana. è Cioè, per loro da fuori è molto italiana. Magari tu dici... Sì, cioè, tu la senti come una cosa più veneta o come italiana? è italiana, hai ragione. Ok. Poi penso che ogni volta che tu vai più fuori ti senti appartenente al gruppo più grande che ti sei lasciato alle spalle. Bravissimo, è Io mi vero. sono reso conto che quando andavo fuori dal Veneto e vivevo in altri posti d'Italia, era come se riscoprissi una qualche identità, magari anche soltanto in modo scherzoso, ma la percepivo. Penso che poi quando vai all'estero questa cosa passi all'Italia. Esatto, infatti Forse se arrivassero degli alieni perceperemmo il fatto di essere tutti esseri umani, magari. Non lo so. esattamente. Evviva! Evviva! Però infatti loro non percepiscono le regioni, loro percepiscono sei italiana, basta. Chiaro, chiaro. Mi sento appartenente agli stereotipi anche italiani, come l'affettuosità, il gesticolare. Quindi tu cioè per te sono veri? Nel senso, Alcuni ti ci ritrovi, sì. sì, mamma mia. E poi la gestualità, l'essere estroversi, il parlare tanto. Quindi gli stereotipi ci sono perché c'hanno un fondo di verità. E quindi l'ho notato. Però sono fiera di essere italiana e di essere soprattutto veneta. Devo dire che sono d'accordo su questo. Cioè, per quanto ci sono degli stereotipi riguardo ai veneti, poi ci sono delle regioni d'Italia i cui abitanti ricevono degli stereotipi molto più infamanti di quelli che riceviamo noi in Veneto, eh. La verità è che anche quelli più infamanti, diciamo, a volte ce l'hanno un fondo di verità. Il punto è poi entrare nelle realtà dei posti e vedere che la realtà è molto più sfaccettata, è molto più grigia di quello che uno stereotipo ti rappresenta. E non puoi sempre generalizzare, ovviamente, ci sono sempre le differenze. Volevo farti un'ultima domanda. Ma tu che consiglio daresti a un tuo coetaneo che si sta chiedendo, magari come anche tu lo stai facendo, se rimanere qui, se vedere il suo futuro qui o se vederlo da un'altra parte? Io penso che questi anni siano gli anni dove una persona è giusto che provi, viaggi, faccia esperienze, conosca persone diverse. Quindi io consiglio sempre di viaggiare, sempre di uscire dalla propria zona di comfort, perché puoi solo trarre lezioni e imparare qualcosa. E quindi il mio consiglio è, se una persona vuole partire, di non pensare solo alle cose negative che potrebbero succedere, di non trovare sempre scuse per posticipare la data della partenza, semplicemente parti, vai. E prova e vivi, perché dopo sarai grata di aver avuto il coraggio di essere partita. Prossimo viaggio? Vale. Quando? Quando? Non lo so, o quest'anno o il prossimo anno, però sicuro, Allora presto a Bali. a Bali. Giulia, è stato un piacere. Grazie a te, Grazie. piacere.